All'uscita della messa serale nella parrocchia di San Pio X sono i più anziani a ricordare quei giovani che non ci sono più. Maria Chiara Guarda e Alessandro Polato potevano essere i loro figli, i nipoti guardano l'epigrafe di Alessandro, i cui funerali sono previsti giovedì, scuotono la testa, l'amarezza è tanta e anche gli interrogativi. Non so cosa dire, perché li ho trovati bambini e adesso sono giovanotti. Lo conoscevo solo di vista, mi diceva ciao, ciao. Puoi immaginarsi quanti ragazzi gravitano qua, tra scout, ACR. A cercare di dare una risposta in queste ore sono i carabinieri del comando di San Donà, coordinati dalla procura. L'ipotesi di reato resta quella di omicidio stradale, anche se i sopravvissuti, compreso il ragazzo alla guida, non sono stati ancora sentiti in maniera formale. Quello che è certo è che il pretest alcolimetrico ha dato esito negativo. Si attendono ora i risultati definitivi dell'esame tossicologico, ma i sospetti sono quasi tutti concentrati sullo stato del veicolo, sulla capacità di aderenza degli pneumatici sulla strada imbevuta di acqua dopo un lungo periodo di siccità, sulla strada stessa, da tempo oggetto di proteste. Via Lungo Piave Superiore è un tratto di competenza della città metropolitana. Ritengo che sia un atto dovuto, per cui credo che in tutte le situazioni in cui si arriva ad avere una o più vittime, come in questo caso, valutare anche il profilo delle responsabilità è nella norma, per cui ci saranno anche queste verifiche come è giusto che sia. E penso anche che sia anche colpa di questa crisi, che magari non si fa manutenzione alle macchine, non riusciamo neanche a mantenere le macchine. Potrebbero anche fare qualcosa in più per i giovani, perché penso che questi incidenti sono anche causati perché le macchine magari non riesce a cambiare le gomme. Anche le strade non è che sono messe bene, dal punto di vista sono danneggiate in più parti. Certo questo non sarà la causa, penso, perché c'è tanti fattori, la velocità può essere stata, la distrazione, qualsiasi cosa può essere successo.